Il 2 giugno per tradizione si festeggia cantina aperte post in quel di Scriò, località che si trova a Dolegna del Coglio, a pochi metri, possiamo dire, dal già confine orientale. In mezzo a noi abbiamo il padrone di casa, Michele Grudina, al quale chiediamo subito grande appuntamento come detto, ma soprattutto grande risposta da parte di tutti. Mi dicono, secondo fonti ANSA, 147 Tomahawk. Grazie dell'intervista, ma non esageriamo, dico io, no? È una tradizione che era assodata sempre presso la nostra azienda agricola, festeggiare questo 2 giugno in maniera consona, anche perché il ricordo del papà granatiere è sempre vivo in noi, papà è sempre in mezzo a noi, e quindi io come figlio voglio mantenere questa tradizione che era voluta proprio da mio padre. È una giornata nella quale un momento di relax, vive il nostro territorio, lo passeggia, dico io, dalle alte cime può dominare tutto il Friuli Venezia Giulia e poi si dedica anche a qualche calice di vino buono e magari anche qualcosa di abbinamento abbinato assieme. Vi ringrazio della presenza, sono contento che tutta la mia clientela o parte della mia clientela ha aderito a questa ricorrenza, visto anche i 2 anni di stop imposti, e quindi quest'anno il 2 giugno ci siamo sentiti leggermente più liberi. Allora già appuntamento al prossimo anno? Beh, senz'altro sì, l'appuntamento ormai è radicato e quindi cercheremo di mantenerlo e nel limite del possibile, anche per garantire, diciamo, un po' di sicurezza un po' per tutti. Certo. No, allora non resta che dire auguri e buona annata. Buona annata, vitivinicola, tanti cin cin ai nostri clienti e ai nostri ristoratori e amici. Non possiamo fare che un augurio che questo 2022 riprenda nel miglior modo possibile per tutti, e tanta pace a questo mondo che sembra non abbia pace. Ciao a tutti. Torna dopo lo stop imposto dalla pandemia la tradizionale fiera dei vini di Corno di Rosazzo. 5 giorni tutti da vivere tra degustazioni, enoturismo, la mitica e unica grigliata come una volta e tanto divertimento. Il tutto all'aria aperta, di giorno e di notte, anche in caso di pioggia. Se sei un vero adoratore di Dio Bacco, a Corno devi andare, perché chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Fiera dei vini a Corno di Rosazzo, ingresso libero.